Coinvolgere gli studenti per ricordare l'atroce destino del piccolo Giuseppe Di Matteo. L'iniziativa è del Parlamento della Legalità con il presidente Nicolò Mannino. Era l'11 gennaio di 25 anni fa quando il piccolo Giuseppe venne ucciso in un casolare di San Giuseppe Jato da brutali assassini, dei mostri che non hanno avuto alcuna pietà. Un omicidio che ha scosso l'opinione pubblica e che ancora suscita orrore tra la gente. Il casolare dove venne ucciso il bambino è diventato un giardino della memoria perché non si deve scordare cosa la mafia si è riuscita a fare l'11 gennaio di 25 anni fa. L'iniziativa di Nicolò Mannino ha coinvolto anche le scuole dell'Agrigentino, come dice la coordinatrice provinciale del Parlamento della Legalità Antonella Zamputo. L'11 gennaio, dice Zamputo, gli alunni di Agrigento, Ravanusa e Campobello di Licata dovranno ricordare Giuseppe Di Matteo con elaborati e riflessioni. Di orrore ha parlato anche Monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito di Agrigento, auspicando tenerezza per il piccolo Giuseppe. L'intenzione del Parlamento della Legalità è di consentire ai ragazzi di vedere l'atrocità della mafia e dei suoi carnefici. Lunedì 11 gennaio ricorre il 25° anniversario del barbaro assassinio del piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso dai carnefici e sciolto nell'acido. Si trattò di un omicidio spietato che mostrò il volto disumano della mafia ed ebbe l'effetto di aumentare l'orrore popolare verso il fenomeno mafioso. Ringrazio i membri dell'Associazione Parlamento della Legalità Internazionale che quest'anno hanno proposto una interessante iniziativa, un invito a tutte le scuole per organizzare in quel giorno una lezione dedicata all'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Esprimo la mia vicinanza alla mamma di Giuseppe, signora Franca, e a tutti i genitori vittime innocenti della criminalità mafiosa, ma voglio anche affermare la speranza della sconfitta della cultura della morte e dell'affermarsi della cultura della vita, della legalità e della solidarietà.